Il piede della diga di Rapallo non è stato danneggiato dal mare, a dirlo i periti dopo la verifica tecnica, la direttrice Marina Scarpino. Possiamo così iniziare a brevissimo la ricostruzione. Stamani la visita del ministro Toninelli nel Tigullio, sindaci preoccupati per il futuro occupazionale. Il sindaco di Rapallo oggi a Roma per relazionare sullo sblocco del patto di stabilità. La Valle Sturla ha accolto con gioia Don Daniele Beronio, il nuovo parroco di Levaggi e Borzonasca. Inizia un cammino nuovo nella gratitudine per la strada percorsa in Val Fontanabuona. Borzonasca riscopre la cultura della castagna, 12 quintali di caldarroste distribuite alla 14ª edizione di Agricasta, manifestazione che punta a valorizzare il territorio e le tipicità. Domenica pranzo a base di stoccafisso a Levi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. La Proloco sostiene l'acquisto di un ecografo per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. In apertura dunque torniamo sui danni causati dalla mareggiata. C'è una buona notizia che riguarda il porto di Rapallo. Il piede della diga non ha subito danni, la proprietà può dunque partire con la ricostruzione. Abbiamo intervistato la direttrice del porto, sentiamo. Il piede della diga di Rapallo ha retto, a dirlo i periti dopo l'ultima verifica sulla mantellata naturale del Carlo Riva, massi posizionati negli anni 70 e ancora in buone condizioni. Per il porto una notizia decisiva. Riteniamo di poter immediatamente, a breve, proprio anche probabilmente nelle prossime settimane, iniziare a fare arrivare i massi per ripristinare la sicurezza del porto. E questo cosa ci consentirà? Ci consentirà di poter mantenere tutti gli ormeggi del Molo Langano attivi, il centro commerciale attivo, ma soprattutto di consentire agli operatori economici della città, al porto pubblico, di andare avanti anche nella prossima stagione estiva. Prime operazioni che permetteranno di mettere a disposizione 50-60 ormeggi, un porto ridotto ma che potrà tornare ad accogliere le barche. Nel frattempo si lavora al progetto della futura diga che dovrà tener conto di eventi meteorologici straordinari. La famiglia Riva è pronta dal primo giorno alla ricostruzione e a fare tutto quanto necessario, perché è un dovere che ha nei confronti, e se l'è sentita fin dal primo giorno, nei confronti di tutti i clienti, soprattutto di tutti coloro che lavorano a Rapallo. Il Codacons ha presentato un esposto sulla realizzazione della diga. Secondo testimoni non era in cemento armato e dunque insufficiente a proteggere le imbarcazioni. Marina Scarpino si dice serena, spiega che già in queste ore le assicurazioni si sono dette pronte a dare i primi fondi per iniziare i lavori. Se qualcuno ritiene di andare avanti in un'azione per cercare di far passare un certo tipo di notizia, che lo faccia. Poi ovviamente la verità viene sempre fuori e di conseguenza io sono assolutamente serena, come la famiglia Riva è assolutamente serena. E questa mattina a far visita alle località del Tigullio occidentale colpite dalla mareggiata il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, che prima di andare a Rapallo ha preso visione dei danni alla diga foranea di Santa Margherita Ligure e alla strada provinciale per Portofino. Ad accompagnare il ministro il prefetto Fiamma Spena e i rappresentanti delle forze armate ed in particolare della Guardia Costiera. E su una unità della Guardia Costiera il ministro è salito per prendere visione della strada danneggiata e arrivare a Portofino. Da qui la rassicurazione: il governo supporterà le comunità locali per cercare di portare la situazione alla normalità. Sentiamo la sua dichiarazione. L'emergenza che porteremo nel Consiglio dei Ministri è proprio quella di mettere in sicurezza questi territori che hanno visto cedere delle dighe a protezione dell'entroterra, a protezione delle spiagge, a protezione delle attività commerciali, a protezione delle case. È fondamentale intervenire immediatamente, prima, come avete visto, per la viabilità ordinaria, ripristinare questa, una strada provinciale dove si dovrà intervenire il prima possibile. Dopodiché, ripeto, mettere in sicurezza questi territori nel loro ristabilire attraverso
le dighe di protezione una normalità e una protezione appunto delle spiagge e dei territori. Quindi noi proseguiamo, è fondamentale che si percepisca, ed è così, ce l'ha detto anche il sindaco di Portofino, la vicinanza dello Stato, i territori, alle autorità locali, i sindaci, i presidenti di regione, ma soprattutto alle comunità, che non si devono sentire abbandonate, perché il governo è presente, visiteremo tutti i luoghi e faremo di tutto per creare le condizioni affinché, laddove la competenza è locale, ma ci sia uno Stato che accompagna le autorità locali insieme a tutti i corpi intervenuti per mettere in sicurezza e per salvare vite umane, che sia uno Stato che ridia normalità e un senso di sicurezza ai cittadini che ovviamente sono stati duramente colpiti da questo maltempo. Telepace ha dedicato uno speciale ieri sera alla mareggiata che ha così gravemente colpito il Levante. Ospite in studio l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e i sindaci del territorio. Tra novità e preoccupazioni è stato fatto il punto della situazione. Vediamo. L'elenco dei danni si va via via aggiornando, i comuni in queste ore stanno completando le stime, il timore dei sindaci è di riuscire ad affrontare le spese esorbitanti causate dalla mareggiata. L'indomani di questo battage pubblicitario che abbiamo avuto e tutto, ci sono i sindaci che devono dare delle risposte, perché quando finirà poi il Festival della Comunicazione, quindi penso che finirà fra una settimana, poi ci saranno i sindaci soli con i propri cittadini a spiegare che il finanziamento non è arrivato o forse arriverà. Bagnasco oggi sarà alla Camera a relazionare sulla richiesta di sblocco del patto di stabilità, ma c'è anche una seconda proposta lanciata ieri al sottosegretario Giorgetti e condivisa da altri sindaci del territorio. Trattenere l'IMU, ad esempio, che noi versiamo, sapete benissimo che noi la versiamo al governo centrale, e per un anno trattenerla sul nostro territorio. Questa potrebbe essere un'altra soluzione, sempre per dare delle risposte immediate. A Portofino intanto è arrivato il gas, si cerca di tornare alla normalità, sebbene in molti abbiano lasciato il borgo. Il nostro sogno amministrativo era cominciare a ripopolare Portofino. Eravamo arrivati a un punto di poter quest'anno programmare una stagione invernale un pochettino più consistente, dopo gli anni precedenti già di incominciare a invogliare le persone a venire e le attività a stare aperti. Purtroppo questa è un po' la mia paura, no? Io adesso tutte le mattine sono sul porticciolo, quando partono con le valigie mi viene un pochettino da piangere. L'allarme dei sindaci è naturalmente per l'occupazione stagionale. Si dice che il completamento della provinciale 227 potrebbe essere ultimato entro Pasqua 2019, ma per alcune attività e per tanti lavoratori potrebbe essere troppo tardi. C'è un'incognita per la Pasqua 2019 per gli alberghi di Portofino, che loro hanno una pianificazione di assunzioni di 230 persone a marzo. Sì. Ora come ora non sanno se apriranno o non apriranno. A Rapallo il mercato settimanale è temporaneamente sospeso per motivi di sicurezza in attesa della rimozione delle imbarcazioni arenate sul lungomare e dei detriti in piazza 4 novembre. Appena sarà agibile la zona, i banchi potranno essere nuovamente posizionati sul lungomare e non sulla parte rossa ovviamente, ma sulla strada carrabile. La situazione di emergenza e le criticità alla viabilità non consentono al momento di collocare il mercato in un'altra zona della città. Grave incidente stradale ieri sera a Castiglione Chiavarese. Per cause ancora in via di accertamento, un'auto si è scontrata frontalmente contro un autobus di linea dell'ATP partito da Sestri Levante e diretto a Varese Ligure. Ad avere la peggio l'autista della vettura, un uomo di 46 anni originario di Piacenza, deceduto durante i soccorsi. A causa del violento impatto tra i due mezzi sono rimasti feriti anche 2 passeggeri dell'autobus trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna, illeso il conducente. Lo schianto è avvenuto attorno alle 20 nella curva più vicina al cimitero di Castiglione. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Tigullio Soccorso, i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso, della Croce Verde di Casarza Ligure ed è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde di Castiglione Chiavarese. I carabinieri di Casarza Ligure stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Continuano a Statale di Ne i disagi degli abitanti della frazione, provocati dalla frana che dalla notte del 1° di novembre ha interessato la strada comunale di collegamento con l'abitato della Val Graveglia. Alcuni massi sono caduti sulla carreggiata e altri minacciano di staccarsi dal versante a strapiombo per un fronte di quasi un centinaio di metri. In questi giorni si stanno portando avanti i lavori di messa in sicurezza per i quali il Comune, in somma urgenza, ha stanziato un finanziamento di 150.000 euro e che prevedono il disbrigo
sgaggio di tutto il materiale pericolante e la posa della rete Paramassi. Un primo intervento si è concluso e da questa mattina la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato, guardato a vista per un periodo limitato di tempo. Auto e bus potranno transitare in sicurezza dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 20. Questo fino a quando non verranno completate le operazioni di rimozione dei massi e completata la posa delle reti di protezione. Intervento che dovrebbe concludersi, meteo permettendo, nei prossimi giorni e che permetterà la riapertura costante del transito veicolare sempre a senso unico alternato, regolato da semaforo. Ultima fase dell'intervento sarà la posa delle barriere Paramassi. Sono un centinaio gli abitanti che vivono nella frazione di Statale di Ne che fino ad oggi potevano raggiungere le proprie abitazioni utilizzando una strada molto più lunga e impervia che raggiunge la frazione attraverso Arzeno, Passo del Biscia, Trei, con un tratto consistente di strada non asfaltata e in mezzo ai boschi. Borzonasca ha accolto con gioia il nuovo parroco, Don Daniele Beronio, che guiderà anche la comunità di Levaggi. Un arrivo atteso, quello del sacerdote che il vescovo ha accompagnato all'inizio del suo nuovo servizio. Con lui anche tanti fedeli della Val Fontanabuona per il commiato. Potrà contare sulla collaborazione di una comunità attiva, Don Daniele Beronio, che ha fatto il suo ingresso come parroco nelle comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi. Il sindaco Giuseppino Maschio lo ha accolto sul piazzale in un clima di festa. Sono certo, ha aggiunto, che il nuovo parroco saprà indirizzare queste forze verso mete importanti. È seguita la messa animata dal coro, concelebrata dai sacerdoti delle comunità della Valle Sturla e della Val Fontanabuona, dove Don Daniele ha prestato servizio per diversi anni. Don Daniele rimane nei nostri pensieri e quindi quando vorrà venire diciamo così, a tornare anche per un solo attimo insieme a noi, in qualsiasi momento, se le porte sono sempre aperte. Nell'omelia il vescovo ha invitato i parrocchiani della Valle Sturla a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari, della quale sono entrati a far parte nel 1989, quando ci fu il passaggio dalla diocesi di Piacenza Bobbio. Don Beronio è di fatto il primo parroco nominato dalla chiesa di Chiavari. Sono molto felice dell'arrivo di Don Daniele, quindi bene, un prete giovane, speriamo che ha delle belle iniziative per noi giovani, per i ragazzi, per i post cresima, quindi molto contenti, proprio veramente felici e ben arrivato. Chiedo a Don Daniele di rafforzare il vincolo con la Chiesa chiavarese, di vivere la vita della comunità diocesana per vivere bene la vita delle comunità parrocchiali, ha aggiunto Monsignor Tanasini. Dopo il rito in chiesa è seguito un momento di festa sul piazzale offerto dai fedeli della comunità. Una giornata importante per te, quale sentimento? Ma innanzitutto di gratitudine nei confronti dei miei, se posso chiamarli ex parrocchiani, perché davvero sono stati per me preziosi, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto diventare tutto sommato anche quello che sono, anche per merito loro, per merito del loro incoraggiamento, del loro amore, del loro esserci sempre. Vediamo una comunità viva, Borzonasca, anche questo far festa anche dopo. Sì, ma io penso che tutte le comunità siano vive. Credo che noi abbiamo un compito molto importante, come ci diceva già, ci ricordava il vescovo, quello di essere per loro, e cercare di aiutarli proprio in questo, a non morire ma a vivere. Tutte le interviste realizzate in occasione dell'ingresso di Don Daniele Beronio a Borzonasca verranno trasmesse integralmente nel corso della nostra rubrica Noi Chiesa in onda venerdì sera su Telepacce 1. Agricasta da 14 anni è uno degli eventi clou del paese di Borzonasca e per l'intera Valle Sturla. Accanto alla valorizzazione di uno dei prodotti tipici della zona vengono organizzate manifestazioni che puntano a promuovere il territorio e le sue tipicità. Abbiamo voluto ricalcare una festa che c'era negli anni 50, era la festa dell'uva. E mi avevano dato quest'idea, ma siccome uva da queste parti non ce n'è più, abbiamo trasformata con la festa esaltando la castagna, ma non solo quello, perché è una manifestazione che riguarda la cultura, la musica, la gastronomia, l'arte e poi si svolge in tutte le parti del paese, in tutte le piazze, in tutte le strade e di conseguenza è stata, come avrete già sentito, è stata rivalutata anche dal Parlamento europeo, ma è riconosciuta come una festa particolarmente coinvolgente. Visto che è la festa della castagna, potrebbe raccontarci la ricetta del castagnaccio?
Allora, per fare castagnaccio, prima cosa basilare, ci vuole la farina buona, possibilmente di castagne domestiche o segrete, oppure la gentile, quella tipica qua della nostra vallata, che purtroppo è in via di estinzione. Poi, fatto ciò, ci vuole un po' di pinoli, un po' di uvetta, e si mette a cuocere per circa mezz'oretta a 200 gradi e è pronto da servire, da mangiare soprattutto. Cosa sta succedendo qua vicino a lei? Sta cuocendo le castagne. E c'è una scritta speciale? Agricasta, è stato fatto apposta questo per cuocere le castagne da un amico, Gianni, che l'ha fatto apposta per cuocere le castagne, per far prima. Prima andavamo con la tradizionale padella, con la lamfondo, no? Adesso sono 2 anni che adoperiamo questo per fare un po' prima e per far meno fila alla gente. Quante ne avete cotte in tutto il giorno? 12 quintali, 4, i 3 punti, 4 quintali per punto. Le interviste realizzate in occasione di Agricasta saranno proposte per intero questa sera alle 21:10 nell'ambito della rubrica Si può dare di più. Seguiranno le interviste realizzate in occasione del 13° convegno organizzato dalla Winner Volley a Rapallo dal titolo Abbattiamo le barriere. Domenica prossima la Pro Loco di Levi organizza un appuntamento tradizionale con la solidarietà. Nel salone comunale sottostante la scuola dell'infanzia di San Bartolomeo sarà proposto un pranzo a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Il piatto forte è lo stoccafisso, ma non solo. Tradizionale appuntamento a Levi con lo stoccafisso. Ma come tutti gli anni la squadra della Pro Loco di Levi si impegna per il Comitato Assistenza Malati Tigullio e organizza questa giornata, che è una bellissima giornata e si spera che sia molto frequentata. Questa giornata è dedicata all'acquisto di un ecografo per il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Lavagna. Questo è un ecografo che costa più di 60.000 euro e ha delle particolarità che servono principalmente per quel reparto, perché in quel reparto ci sono degli esami che devono essere fatti in un certo modo e non tutti gli ecografi che ci sono possono venire bene. Che cosa state preparando per Levi? Stiamo preparando lo stoccafisso come tutti gli anni per il Comitato Assistenza Malati di Tigullio. Il menù non è che varia molto dagli altri anni, ci sarà un ricco antipasto, poi lo stoccafisso con patate e fagiolane, qualcosa dopo, formaggio, frutta e dolce, tutto innaffiato da un buon bicchiere di vino. Continua l'amicizia con il comitato? Certo, è una cosa che ormai da anni andiamo avanti, cerchiamo di consolidarla, anzi ci tengo a ribadire che è una cosa che è utile a tutti, perciò ben vengano gli ospiti e li ringrazio già in anticipo. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai numeri 0185 39 34 70 e 340 23 60 664. C'è un aggiornamento: la Protezione Civile della Regione Liguria ha prorogato lo stato di allerta gialla per piogge diffuse e temporali anche per la prima mattinata della giornata di domani. Questo messaggio di allerta è valido per tutti e 5 i settori di allertamento in cui è suddivisa la Regione Liguria e per tutti i bacini fluviali piccoli, medi e grandi. L'allerta gialla terminerà domani mattina alle 10. Dunque proroga dell'allerta gialla per tutta la nostra regione su tutti i settori per tutta la giornata di oggi, evidentemente poi fino alle 10 di domani mattina. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli altri aggiornamenti.
L'affondo di Trump, così titola Avvenire, al via le sanzioni all'Iran, Italia per ora esentata, pressing sul regime con l'alta all'export di greggio e intanto oggi le elezioni di midterm, l'America chiamata a un referendum pro o contro Trump stesso. L'abusivismo uccide ancora, si cercano i fondi per i danni, la tragedia in Sicilia e i disastri provocati appunto dalla furia del maltempo. Tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega su prescrizione decreto sicurezza, ritirato e riscritto l'emendamento sui processi. Eurogruppo, scintille con Moscovici, ma si dialoga sulla manovra. E intanto sulla questione Asia Bibi, scarcerata ma praticamente minacciata di morte dai suoi stessi connazionali, il marito dice ora è al sicuro, ma fateci andare in Canada o negli Stati Uniti. All'interno di Avvenire, dall'Italia confinati a Lampedusa senza diritti né informazioni, le ONG dell'hotspot, normalizzazione degli abusi, il dossier appunto denunciano questi ONG le condizioni degli stranieri arrivati sull'isola di Lampedusa. E siamo ora sul secolo XIX, il governo apre sull'IMU e promette 250 milioni, i sindaci liguri aiuti subito, signorini maltempo, non toglieremo fondi al ponte al porto di Genova per ricostruire il viadotto e fare la gronda, vogliamo coinvolgere i cinesi. Il sottosegretario Giorgetti ieri a Rapallo accoglie l'idea del sindaco Bagnasco sulla possibilità di usufruire di tutto il gettito IMU. E poi dal nostro territorio, Castiglione, auto contro un bus, muore conducente di 46 anni. Ancora l'odissea della Virtus Entella, oggi l'udienza del TAR. E poi Portofino senza strada, bambini a scuola con la motovedetta, andiamo a vedere appunto a Portofino, è arrivato il gas, applausi per la nave Icnusa, il progetto della Blue Navy in bacino a Genova ha portato i pacchi bombola, tornerà per trasportare 140 veicoli intrappolati da una settimana nel borgo. Andare a scuola diventa un viaggio, Benedetta, mi sono divertita da Portofino a Santa con la motovedetta della Guardia Costiera. Ma poi veniamo alla tragica notizia di cronaca della serata di ieri, scontro frontale con un autobus, muore a 46 anni a Castiglione Chiavarese ieri sera Mario Via, un piacentino di 46 anni alla guida di una Citroen, si è scantato contro il pullman dell'ATP ed è deceduto sul colpo. L'uomo era originario di Piacenza, incolume l'autista della Corriera, feriti 2 passeggeri. Andiamo in redazione, per noi oggi c'è Andrea Capitani. Sì, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti. Ancora la cronaca, perché un principio di incendio ha interessato questa mattina una corriera dell'ATP mentre stava transitando lungo l'Aurelia all'altezza delle Gallerie delle Grazie nel comune di Chiavari. Erano da poco passate le 7:30, le fiamme si sono sprigionate dalle ruote del mezzo e sono state immediatamente spente dall'autista grazie ad un estintore. Sul posto comunque è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari che ha messo in sicurezza il mezzo. Nell'episodio fortunatamente non ci sono registrati feriti. È tutta, te la linea. Grazie. La rete Corallo, il circuito di 30 televisioni cattoliche italiane, mette in onda un nuovo programma dedicato alle vite dei giovani di origine straniera che vivono in Italia. Il titolo Meet Generation, incontri di quotidiana cittadinanza. Si tratta di 14 mini documentari dedicati ai giovani italiani di seconda generazione o arrivati qui negli anni della loro formazione e al loro incontro con un giovane italiano che è stato particolarmente importante nella loro vita. Telepace trasmetterà questo spazio il martedì in prima serata alle 20 su Telepace 1. Tra le storie registrate ce n'è una ambientata a Genova realizzata in collaborazione con la nostra emittente. Terminiamo con una notizia luttuosa. A Lavagna si è spento Enrico Vaccarezza, storico panettiere. Avrebbe compiuto 90 anni alla fine del mese di novembre. Lascia la moglie Mariuccia e i figli Maria Grazia, Silvana, Gianpietro e Alessandro. I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna. Alla famiglia la vicinanza da parte di Telepace. Terminiamo così questa edizione del TG13. La nostra informazione ritorna alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.